Fosse fase 2 in attesa del decreto del governo, l'appello del governatore Zaia, si potrebbe pensare alla riapertura sperimentale di un pacchetto di aziende. Confindustria Veneto, noi siamo pronti. Se le cifre roboanti promesse dal governo non arrivano nelle tasche della nostra gente, esploderà una bomba sociale, il grido del sindaco di Treviso Mario Conte. Media Nord-Est, il primo gruppo televisivo locale d'Italia a dirlo, i dati d'ascolto Auditela marzo, in piena emergenza coronavirus, quando le nostre televisioni sono risultate prime per share tra tutti i gruppi editoriali in Italia. In un mese di restrizione e controlli, oltre 2000 multe ai trevigiani, i dati del Viminale, ora scatta l'operazione Ponte di Pasqua. Raccolte i lavori nei campi a rischio, senza la manodopera, i trevigiani in queste settimane vorrebbero lavorare in agricoltura, ma servono strumenti come i voucher per regolarizzarli. Primavera e ritorno delle allergie ai pollini, in tempo di coronavirus il rischio è di confondere i sintomi, lo spiega l'ULSS 2. La celebrazione del Venerdì Santo a Treviso, il vescovo Tomasi, una via Crucis dedicata a chi sta guidando in questa dolorosa situazione il nostro paese. 19:31, buonasera puntualissimi, partiamo con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Siamo ovviamente in attesa del discorso del Premier Giuseppe Conte, non appena inizierà a parlare ve lo trasmetteremo in diretta. Intanto iniziamo il nostro notiziario andando subito a vedere quali sono stati i dati dei contagi, quindi la contabilità dei contagi di questa sera. Dunque, come potete vedere nella tabella, sono 38 i nuovi contagiati in Veneto rispetto a questa mattina e sale a 13.459 il numero complessivo dei positivi al Covid dall'inizio dell'epidemia. 18.567 sono le persone in isolamento domiciliare a Venezia, i nuovi casi da stamattina sono 15, pesante il bilancio delle vittime, 22 decessi da stamattina in Veneto. Per quanto riguarda il Trevigiano, sono decedute 2 persone all'ospedale di Treviso, una all'ospedale di Montebelluna, una presso la struttura di Conegliano e una all'ospedale di Vittorio Veneto. Tutte le persone decedute avevano gravi patologie pregresse, età media 80 anni. Si tratta di 3 uomini e 2 donne. In attesa allora del discorso di Conte, diamo subito la parola invece al governatore Luca Zaia, che ha parlato dell'ordinanza legata alle mascherine, e poi c'è anche la questione dei tamponi. Sentiamo. Il presidente Zaia lancia la proposta di partire con aperture sperimentali prima del 3 maggio, ribadendo la necessità che lo si faccia in totale sicurezza. Il governo dice, secondo pareri scientifici che io non vado ad opinare, che dal 3 maggio si apre tutto. Allora, primo, continuo a dirvi che se non liberalizzano la commercializzazione delle mascherine, è inutile dire alle aziende di aprire quando nei piani per la riapertura ci vogliono le mascherine, perché non le trovano. E non possiamo mettere in sicurezza i lavoratori, che è una roba gravissima. Quindi io auspico che si decidano di ritirare l'ordinanza che prevede la confisca delle mascherine. Dal punto di vista scientifico prendiamo atto che noi non siamo in lockdown, il lockdown è un'altra roba. Prendiamo atto che le curve sono ancora buone, io poi non vi so dire se ci sarà una recrudescenza. Però alla luce di questo chiedo anche, ma perché non si dà la possibilità di partire in maniera sperimentale prima del 3 maggio già con un pacchetto di aziende fra virgolette virtuose che si mettono a disposizione per testare anche un modello di chiusura, diciamo di interruzione del lockdown seria. Darci questa possibilità come regioni è quello che noi chiediamo. Fateci identificare un pacchetto di imprese e almeno iniziamo ad avvicinarsi al 3 maggio anche sperimentando delle modalità. Zaia ha voluto poi rendere noti i numeri sulla situazione dei dipendenti del settore sanitario. Il 65,4% è stato sottoposto a tampone. Su 9.787 medici, 6.400 hanno fatto il tampone. Quanti sono i positivi? 127, cioè sono l'1,3%. E a volta di lunedì e martedì vi diamo il dato definitivo sul 100% dei tamponi. Poi abbiamo gli infermieri, 66% di tamponi, sono 1,69, che in numero assoluto per cento. In numero assoluto 413 persone su 24.420 infermieri però.
All'indomani della protesta con conseguenti multe davanti all'ospedale di Schiavonia, il presidente commenta. C'è dubbio che Schiavonia resti chiuso alla popolazione? No, l'ho sempre detto. C'è qualcuno di voi che ha sentito dire il contrario? Ho sempre detto anche cosa? Sarà questione di qualche mese. Se ringrazi Dio che questa amministrazione ha avuto il coraggio di fare delle scelte controcorrente, di dedicare degli ospedali ad essere, istituire dei Covid center, no? Schiavonia, ma non c'è solo Schiavonia, c'è Sant'Orso che può dire la sua giustamente, c'è Vittorio Veneto. E per fare questa scelta perché? Perché questo ci ha permesso di curare mediamente 9.000 persone al giorno non coronavirus. Cioè, noi abbiamo fatto una scelta di campo e siamo riusciti a venirne fuori, ne stiamo venendo fuori, toccando ferro assolutamente in maniera positiva rispetto ai trend e alle proiezioni che avevamo. Punto. Allora, se poi qualcuno protesta perché vuol chiedere di più di quello che aveva prima è un'altra roba. Gli ospedali tornano più belli di prima. Punto. Apertura sperimentale di alcune aziende. Abbiamo sentito le dichiarazioni del presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, che ovviamente ha accolto con positività queste dichiarazioni. Per noi, ha detto Carraro, vale il principio che solo le aziende sicure possono lavorare. Siamo disponibili da subito a sederci attorno ad un tavolo per rendere operativa questa iniziativa, certi di portare proposte utili al confronto che avranno come imprescindibile base di partenza la tutela della salute di dipendenti e famiglie, forti anche di un contributo scientifico che l'Università di Padova sta elaborando. Per Carraro sono molte le imprese che si sono già attrezzate per applicare e rispettare le rigorose misure definite nel protocollo condiviso dal 14 di marzo scorso e che sono pronte a fare tutti i passi necessari per concretizzare nei modi e nei tempi più corretti la fase 2 della ripartenza. E se questa è la fase della ripartenza, vediamo se abbiamo il Premier in diretta, lo stiamo inseguendo, dovrebbe aver iniziato a parlare, mi dicono dalla regia. Eccolo qua. Allora ascoltiamo il Premier Giuseppe Conte. Tutti stanno funzionando. Stiamo ricevendo anche importanti riconoscimenti. L'Ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che l'Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri paesi nelle misure di reazione per tutelare la salute dei cittadini. Ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi sin qui compiuti. Se noi cedessimo adesso, rischieremmo, come ci è stato anche raccomandato dai nostri esperti, che tutti i risultati positivi sin qui conseguiti potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dovremmo ripartire da capo e potete immaginare anche con un aumento del numero dei decessi e delle vittime. Dobbiamo quindi continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione. Lo dobbiamo fare anche adesso che si avvicina la Pasqua, che siamo ormai prossimi alla Pasqua, lo dobbiamo fare anche per i ponti del 25 aprile, la festa della liberazione, per il 1° maggio, il ponte del 1° maggio, la festa del lavoro. Siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà questo risultato, questo obiettivo dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni che saranno di festa, dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali. La proroga che oggi disponiamo con questo nuovo DPCM che ho appena firmato vale anche per le attività produttive. Quindi abbiamo sempre messo e continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di ponderare tutti gli interessi in campo, teniamo anche conto della tenuta, ci sta molto a cuore anche la tenuta del nostro tessuto socio-economico, del nostro tessuto produttivo.
La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime. Non siamo però ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime. Dobbiamo quindi attendere ancora. Quello che vi possiamo promettere, che vi posso promettere, è che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce ovviamente delle raccomandazioni dei nostri esperti e dei nostri scienziati, cercheremo ovviamente di provvedere di conseguenza. Ma per quanto riguarda le variazioni, c'è qualche piccola variazione in merito alle attività produttive. Dal 14 aprile, martedì 14 aprile, riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi, soprattutto quelli per neonati, per i bambini. Avevamo ricevuto tante richieste, avevamo tante difficoltà che ci erano state segnalate, quindi apriamo con grano salis, con ponderazione, queste attività. Apriamo anche qualche altra attività produttiva, in particolare la silvicoltura, sarebbe il taglio dei boschi, dobbiamo consentire che si alimentino e vengano forniti i combustibili solidi, la legna, e anche attività varie forestali. Il lavoro per la fase 2 è un lavoro già partito. Non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal nostro territorio. Siamo già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo in piena sicurezza attraverso un programma articolato, un programma organico. Superata la fase acuta, infatti, dovendo convivere con il virus, stiamo lavorando a un programma che poggia su 2 pilastri: l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi del lavoro. Per questa nuova fase ci avvarremo di un gruppo di esperti, ho firmato il relativo decreto che conterrà varie professionalità, sociologi, psicologi, esperti di organizzazione del lavoro, manager. Questo gruppo di esperti dialogherà con il comitato tecnico scientifico, quindi dialogheranno, interloquiranno e a seconda dei casi si affiancheranno in modo da avere la possibilità di modificare anche le logiche dell'organizzazione del lavoro sin qui consolidate, di ripensare alcuni radicati modelli organizzativi di vita economica e sociale. Dobbiamo inventarci e proporre nuovi modelli organizzativi più innovativi, ne dobbiamo anche approfittare, in modo che tengano però, ci tengo a dirlo, anche conto della qualità della vita. Questo gruppo di esperti è presieduto da Vittorio Colao, uno dei nostri manager più stimati anche all'estero, e annovera varie personalità, non solo che vivono qui in Italia, ma anche alcuni nostri ingegni che abbiamo prestato all'estero. Abbiamo il professor Giovannini e la professoressa Maggino che cureranno il benessere equo e sostenibile, la professoressa Mazzuccato che è a Londra, Moretti, Berkeley negli Stati Uniti, Raffaella Sadun di Harvard e tantissimi altri. Adesso in questo momento faccio sicuramente un torto a tutti gli altri che non riesco a menzionare. E poi dicevo c'è anche il protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Ecco, noi l'abbiamo già siglato verso la metà di marzo con tutte le parti sociali. Quello è il nostro testo base, la nostra Bibbia da cui partire per la sicurezza dei luoghi di lavoro. I nostri esperti, scienziati del Comitato Tecnico Scientifico lo stanno integrando, lo stanno rafforzando, sarà quello che consentirà poi una ripresa in tutta sicurezza delle attività produttive. Quindi la raccomandazione a tutti i responsabili delle aziende è di iniziare ad approfittare di questo momento di sospensione delle attività per sanificare i luoghi di lavoro, per predisporre le condizioni di massima sicurezza per i lavoratori, attrezzandosi già ora e predisponendosi già ora per una corretta applicazione di tutte le rigorose misure di protezione, quindi anche il rispetto delle distanze necessarie negli ambienti di lavoro. È un protocollo che noi aggiorneremo e che diffonderemo come abbiamo già diffuso nella precedente versione. Quindi dipenderà da tutti
dai datori di lavoro, dagli stessi comportamenti dei lavoratori, se tutto potrà procedere ed il sistema produttivo potrà riavviarsi a pieno regime in condizioni di sicurezza. Ricordatevi, il nostro obiettivo sarà sempre contenere il famoso indice di contagio, R con 0 al di sotto di 1, abbassarlo sempre più. Non possiamo permetterci una riesplosione, una ricrescita della curva di contagio. Dovremo anche ripensare, ed è per questo che abbiamo bisogno anche dell'ausilio degli esperti, alcune logiche dei trasporti, della logistica. Dobbiamo capire ad esempio come incentivare gli spostamenti per chi abita in prossimità dei luoghi di lavoro, evitando quei mezzi che ovviamente creano assembramento e affollamento. E adesso veniamo all'Europa. L'Europa sta affrontando una situazione mai vista in tempi di pace. Le prime stime ci dicono che saranno necessari almeno, pensate, 1.500 miliardi di euro per fronteggiare questa emergenza europea. È la più significativa dal dopoguerra a questa parte che l'Europa e anche per certi versi l'intero pianeta sta affrontando. Negli Stati Uniti, ricordo, il sostegno pubblico già adesso è nell'ordine di circa 2.000, 2.200, 2.300 miliardi. Anche questi evidentemente sono numeri mai visti in tempo di pace. Le proposte che ieri sono state messe sul tavolo dei leader e dai ministri delle finanze dell'Eurogruppo sono un primo passo verso la risposta europea. Il ministro Gualtieri ieri ha fatto un gran lavoro, tenendo conto in un contesto di... Eccoci allora, queste le parole del Premier Conte. Avete sentito un po' all'inizio, forse la parte che tutti attendevano, ha dettato i tempi e ha chiarito, insomma l'avete potuto sentire, che nel nuovo DPCM di fatto ci sarà una proroga per quanto riguarda la chiusura delle attività produttive, almeno fino a maggio. Ci sono delle parziali aperture che riguardano le cartolibrerie, le librerie e poi negozi per bambini e la silvicoltura, ovvero il taglio dei boschi. Quindi queste sono le attività produttive che a partire dal 14 di aprile potranno riaprire. Per tutti gli altri ci sarà la proroga del DPCM. Poi avete sentito, adesso sta parlando di Europa, il comitato di esperti e il protocollo per la sicurezza. Noi andiamo avanti con il nostro notiziario perché ha parlato di cifre, 1.500 miliardi servono per l'intera Europa. Noi torniamo nel nostro Trevigiano e diamo la parola al sindaco Mario Conte, che ha detto, dopo le roboanti dichiarazioni legate alle cifre che dovrebbero arrivare, noi ad oggi non abbiamo visto ancora un euro. Sentiamo il sindaco. I bilanci aziendali, familiari e le casse comunali presentano situazioni critiche. Da oggi ogni giorno di chiusura a causa del coronavirus pesa come un macigno. La situazione è sempre più dura. Dopo più di un mese fra attività chiuse e artigiani con le serrande abbassate e operai in cassa integrazione, da Roma non è arrivato un euro, se non per i buoni alimentari. A lanciare il grido d'allarme è il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha commentato sospensioni, intoppi e rinvii nell'erogazione, fra gli altri, dei bonus per le partite IVA, oltre ai soldi della cassa integrazione. Ma ormai siamo arrivati a Pasqua e i famosi 600 euro per le partite IVA non sono arrivati. Io continuo a ricevere decine e decine di telefonate di imprenditori, professionisti, commercianti disperati perché al 33esimo giorno di emergenza non è ancora arrivato un euro, mentre i costi continuano ad andare avanti. La burocrazia sta bloccando tutti, è difficile accedere ai siti, quindi grande difficoltà anche in questo momento, che invece dovremmo essere tutti più snelli e soprattutto i soldi dovrebbero già essere nelle tasche dei nostri cittadini, dei nostri commercianti, delle nostre partite IVA. Qui la situazione si fa sempre più complicata, faticano ad arrivare anche le casse integrazione per i dipendenti. Per molte attività il rischio di chiudere è elevato se non arriveranno presto gli aiuti del governo.
Mentre 10-15 giorni fa parlavo del 30-35% delle nostre attività, oggi temo addirittura di essere arrivato al 40-45% delle attività che rischiano di non aprire più. Quindi è fondamentale che il governo non perda ulterior tempo, che dia soldi ai nostri cittadini, che li dia veramente e non che prometta prestiti che comunque un giorno dovranno essere restituiti. Perché ricordo che prima del coronavirus il nostro tessuto imprenditoriale era già in sofferenza. Quindi andare ad accumulare altri costi in questo momento non è la soluzione. Capisco che sia un sacrificio enorme quello che chiediamo, però chiediamo tempi stretti e soldi veri nelle tasche dei nostri cittadini, dei nostri imprenditori e dei lavoratori dipendenti. Media Nord-Est è risultato essere il gruppo televisivo locale d'Italia e lo hanno sancito i dati d'ascolto, quindi i dati Auditel registrati nel mese di marzo. Le nostre televisioni già leader a Nord-Est sono risultate le prime per ascolti anche in tutta Italia. Media Nord-Est è il primo gruppo televisivo locale in Italia per ascolti certificati Auditel. A marzo il network, guidato dall'ingegnere Filippo Iannacopoulos, che ha nella sua galassia le emittenti venete Antena 3, Rete Veneta e Telenord-Est, oltre a Tele 4 in Friuli Venezia Giulia, ha consolidato la propria leadership a Nord-Est registrando la miglior performance nel panorama nazionale dell'emittenza locale. Con un ascolto medio record e contatti giornalieri che hanno sfiorato il 1,5 milioni di telespettatori, il gruppo Media Nord-Est, nato nel 2017, è ora ufficialmente il primo in Italia. Sempre al vostro fianco, mentre crollavano certezze in un periodo buio per tutti noi, le nostre emittenti hanno svolto con serietà e autorevolezza il vero servizio pubblico. Palinsesti stravolti per raccontare passo dopo passo e con sole notizie certificate l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 nei nostri territori. Interviste, approfondimenti, confronti, opinioni, sempre in diretta, sempre in edizione straordinaria, anche per combattere il diffondersi dell'epidemia da fake news. Al vostro fianco a ogni ora per aggiornare o semplicemente tenere compagnia nelle lunghe giornate passate tra le mura domestiche, dal tutto chiuso al mondo attraverso il piccolo schermo delle nostre TV. Ecco perché abbiamo trasmesso in diretta le messe di Papa Francesco, le funzioni celebrate dal Patriarca Moraglia, dei vescovi del nostro territorio e la preghiera dal Santo di Padova. Abbiamo pensato a tutto, stravolgendo i palinsesti, per dare ancora più voce ai nostri telespettatori, garantito compagnia e un sostegno con la ginnastica da fare in salotto, la TV dei piccoli e le ricette. Anche noi siamo donne e uomini, madri e padri. Ci possiamo ammalare e far prendere dall'ansia, volti ed espressioni nascoste dalle mascherine, ma non potevamo mollare. Non abbiamo guardato ai disagi personali, alla fatica, al bilancio, ai profitti in un momento in cui i contratti crollano per la crisi di artigiani e imprese perfino nel ricco Nord-Est. In questo periodo abbiamo tutti messo al centro del nostro operato i soli telespettatori. È per loro che il lavoro ha acquisito un senso profondo in questo periodo buio, è diventato vicinanza, ascolto, condivisione, forse ha perfino salvato vite umane. Coscienti dell'importanza del nostro ruolo e da oggi con un carico maggiore per essere i primi in Italia, non tradiremo mai il patto con chi ha scelto di vivere con noi. Grazie. Ed ora parliamo di Pasqua. Di fatto sarà una Pasqua blindata, forze dell'ordine davvero sul campo per controllare la situazione anche con turni a notte fonda. La parola adesso va al prefetto. Oltre 43.000 persone controllate in un mese soltanto nel Trevigiano. A Pasqua e Pasquetta questi numeri saranno potenziati. Il ministro dell'Interno ha chiarito che le maglie non saranno allentate nonostante i buoni risultati ottenuti. Sui 43.000 controlli sono state elevate 1.084 sanzioni, più di 1.000 sono state le persone denunciate. Numeri tutto sommato positivi, ma che non devono invitare ad abbassare la guardia. Sappiamo che c'è un richiamo forte anche del bel tempo, però tutto questo deve essere evitato, quindi anche questa settimana bisognerà rimanere in casa. Pattuglie rinforzate, turni fino a tarda notte, monitoraggio anche con l'aiuto dei droni. Contro i trasgressori la linea sarà ovviamente dura. In questi giorni anche qui in città ho percepito qualche presenza in più per strada e la cosa mi ha leggermente preoccupato. Ecco, non vorrei che magari il fatto di poter usare le mascherine piuttosto che alcune aperture che sono state fatte giustamente per venire incontro anche ad alcune attività economiche siano state un po' interpretate come un
liberi tutti, che non è assolutamente così, sono molto severi i controlli e nessuno poi si deve lamentare se viene sanzionato. E se dal Ministero l'invito è a tenere alta la guardia, la Prefettura è ancora in attesa di capire come comportarsi con le aziende che chiedono di poter lavorare. Se ormai è chiaro che il governo intende andare verso una proroga, il 14 aprile potrebbe arrivare il primo via libera solo per alcune attività, ma la stretta per i cittadini si allenterà soltanto dopo il 4 maggio. Io invito anche i cittadini veramente a sentire quello che riporta la stampa, a guardare anche i giornali, i volti delle persone che non ci sono più, insomma, che sono entrate magari con un banale raffreddore o pensavano di avere un banale raffreddore, che invece poi non sono più usciti dalla terapia, per cui ecco, io direi nessuno si può sentire fuori da questa partita. Ecco, questo è il messaggio del prefetto di Treviso. Sicuramente sarà una Pasqua difficile da dimenticare, annullate le gite, i pranzi in famiglia, una Pasqua da passare a casa. Sarà una Pasqua che di certo non dimenticheremo, quella del 2020. Annullate le gite fuori porta o al mare e i pranzi con i parenti e i picnic nei parchi. Gli italiani si preparano a trascorrere una delle festività più importanti dell'anno tra le quattro mura domestiche. A non cambiare però sono le abitudini alimentari, come in questo mercatino a Dosson di Casier, dove la gente con mascherina e guanti è in coda rispettando le distanze. Nessuno, nonostante le limitazioni, intende rinunciare alle tradizioni, anche se le specialità culinarie di questo periodo festivo saranno preparate per lo più nelle cucine delle nostre abitazioni. A casa, con l'amorosa, siamo in due e basta. A casa, tranquillo, mia moglie. È una Pasqua solitaria, ma l'abbiamo presa ridendo, ormai ci siamo abituati. Sono sola e resto sola, è chiuso, bisogna adattarsi. Abbiamo fatto fare la spesa per fare il menù di Pasqua internos e sarà una Pasqua diversa, ma sarà l'ultima, dai, così. Più rimaniamo attenti alle osservazioni e più presto possiamo ritrovarci. E dunque, insomma, un augurio di buona Pasqua a tutti, con il cuore, ma state tranquilli e a casa. Una Pasqua diversa con le chiese vuote, molte le messe online per i fedeli, con un pensiero sempre rivolto alle persone che non ci sono più e alle persone che ogni giorno sono impegnate su tutti i fronti per fronteggiare questo terribile periodo. Una Pasqua di dolore e quindi questo dà valore al significato della vita e in qualche maniera esalta anche le vittime di chi si sta prodigando per noi. Festa della Polizia, oggi, questa mattina è stata celebrata nell'atrio della Questura di Treviso, una cerimonia ovviamente intima e privata. Un momento di riflessione dinanzi alla stele dei caduti della Polizia di Stato e poi la deposizione della corona d'alloro in memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della collettività. Una cerimonia a raccolta necessariamente privata questa mattina presso l'atrio della Questura nel giorno del 168° anno dalla fondazione della Polizia. Il prefetto Maria Rosa Laganà e il questore Vito Montaruli hanno reso omaggio ai caduti ricordando oggi in particolare i colleghi di Trieste falciati lo scorso anno da una bestiale furia omicidia e poi tutti coloro che non sono riusciti a vincere la lotta contro un morbo insidioso, letale e in gran parte misterioso. Parole che prima di dare i numeri confortanti dei lavori di uomini e donne della polizia vogliono abbracciare idealmente tutti coloro che hanno perso un familiare in questa tragedia e tutti coloro che stanno vivendo questa esperienza di isolamento. Numeri confortanti perché rispetto al 2018, grazie al lavoro incessante di tutte le divisioni della polizia, i reati predatori sono diminuiti del 40%, i furti del 60%. Oggi lo stesso personale è impegnato nel garantire il rispetto delle norme anticontagio che stanno dando i primi risultati confortanti. Ed è un messaggio di speranza quello lanciato dal questore che rimanda alla ricorrenza del prossimo anno invitando a continuare tutti questo grande sforzo collettivo per spegnere la diffusione dell'epidemia. Ora con le immagini invece andiamo sui campi perché gli agricoltori vorrebbero lavorare ma manca la manodopera, mancano strumenti come i voucher che permetterebbero appunto il lavoro in tutta regolarità. È una situazione critica che si sta verificando nel nostro comprensorio e non solo, è quello che manca la manodopera, mancano
le persone che ci diano una mano a raccogliere i frutti della stagione. Dalle fragole agli asparagi in piena stagione di raccolto manca la manodopera stagionale, soprattutto i braccianti stranieri che a causa dell'epidemia sono tornati in patria o non sono mai arrivati in Italia. C'è poi tutta la partita della preparazione della vite con lavori che devono essere eseguiti tra i filari da ora in avanti. Il grido d'allarme è di Coldiretti Treviso, che avrebbe anche la soluzione già pronta, visto che ora sono i trevigiani a chiedere di poter lavorare in agricoltura. Già 255 le richieste arrivate all'associazione nelle ultime settimane. Abbiamo già 255 nominativi disponibili per operare nell'ambito zootecnico piuttosto che ortofrutticolo e vitivinicolo. Questo è un segnale positivo ma anche negativo, perché comunque tutta gente che si è trovata senza lavoro, si è trovata in difficoltà e oggi comunque vede nell'agricoltura un'opportunità. Il problema è quello di regolarizzare questi lavoratori stagionali e serve uno strumento che deve essere, dicono gli imprenditori agricoli, mai come in questo momento agile e snello. E quello che noi chiediamo, oltre alla disponibilità del personale, è anche i voucher, che sono uno strumento straordinario che avevamo fino a un paio di anni fa, nati anche soprattutto per l'agricoltura, che però ci è stato tolto, e in questo frangente, in questa occasione, sarebbero molto utili, molto pratici e anche molto chiari da usare, sia per le aziende che anche per i lavoratori. Primavera, tempo di allergie, allora in tempo di coronavirus attenzione a non confondere i sintomi. Vediamo. Temperature da primavera inoltrata, sole e vento. Le condizioni climatiche dell'ultima settimana hanno scatenato le allergie ai pollini negli adulti come nei bambini, e quest'anno, in piena emergenza coronavirus, è grande la preoccupazione di persone allergiche ed asmatiche, visto che alcuni sintomi, dalle difficoltà respiratorie alla congiuntivite, sono simili a quelli dell'infezione provocata dal Covid-19. A volte i sintomi di queste forme allergiche respiratorie possono far temere per l'inizio della virosi da coronavirus. Bisogna un po' tenere i nervi saldi per 1 o 2 settimane, però quando compare la febbre, quando la tosse diventa insistente, quando la sintomatologia diventa più importante, è bene pensare a questa malattia, sottoporsi al tampone su indicazione del medico di famiglia e soprattutto rimanere in casa, chiusi, isolati anche dai propri familiari fino alla chiarezza diagnostica. Intanto ci si chiede perché il virus si sia diffuso di più in certe zone e colpisca in modo più grave alcune persone. Il virus arriva da tutti, ma in alcune persone, per difese immunitarie o più in generale per le caratteristiche dei sistemi di difesa, può diventare più significativo nella manifestazione clinica. Abbiamo visto, e ormai è confermato, che nelle aree più inquinate del mondo, la pianura padana purtroppo è un'area inquinata, il virus tende ad avere una aggressività un po' superiore, non per sua caratteristica, ma perché noi che viviamo in pianura padana abbiamo le nostre difese respiratorie un po' affaticate da questo continuo piccolo insulto che deriva dall'inquinamento. Nel fumatore questo insulto è quotidiano ed enorme. Ed ora la celebrazione del Venerdì Santo in questo tempo di contagio, che ovviamente si è svolta in forma privata all'interno del Duomo di Treviso, dove è stata forte l'invocazione al sostegno ai nostri governanti. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Un'invocazione a sostegno di chi è chiamato a fare delle scelte importanti per tutte le comunità nella celebrazione del Venerdì Santo in Duomo, presieduta dal Vescovo di Treviso Michele Tomasi. Perché abbiano la forza, perché siano sostenuti, perché possano prendere le decisioni migliori anche nella difficoltà e nel dubbio alle volte, e che possano avere anche la consolazione, possano sapere che c'è una comunità che li sostiene, che prega per loro, che sentano davvero che c'è anche una riconoscenza per chi si è trovato ad avere un compito grande e lo sta facendo veramente con grandissimo impegno, con grande generosità. Una celebrazione senza la processione che, partendo dal Duomo, si snodava per alcune vie della città.
Quest'anno il crocefisso invece è giunto sull'altare, dove si sono svolti i riti che ricordano l'arresto e la morte di Cristo. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente, allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti. Un'invocazione per liberarci dal contagio nel giorno più buio per i cristiani. Un silenzio che, come in queste settimane, all'inizio, ma credo ancora adesso, ci ha assordato anche questo. Un silenzio troppo rumoroso, quasi violento. Ed è proprio nel momento più buio, di silenzio e di sofferenza, ha indicato il vescovo Tomasi, che dalla fede nasce la speranza. Dove c'è la sofferenza, dove c'è il dolore, dove c'è l'apparente mancanza di senso. Lui è lì e da lì ci riporta fuori, ci prende per mano, ci strappa su e vedremo la risurrezione. Il mondo del sindacato in lutto si è spento all'ospedale di Conegliano dopo una breve malattia all'età di 68 anni. Maurizio Cecchetto, uno dei volti della CISL trevigiana, nato ad Annone Veneto ma da sempre cittadino di San Fiore, era entrato nel sindacato con l'assunzione all'ospedale di Conegliano con l'incarico di manutentore, dall'83 segretario della Sinistra Piave con l'Unione Provinciale, ha retto il ruolo di segretario generale della CISL di Treviso dal 2000 al 2007. Se n'è andato un sindacalista di levatura eccezionale, un grande mediatore, un uomo mite e discreto, rispettoso di tutti pur nelle differenze, un amico fidato e sincero, un maestro per molti di noi, ha commentato l'attuale segretario generale della CISL di Belluno e Treviso, Cinzia Bonan. Maurizio Cecchetto lascia la moglie Laura, la figlia Elena. Il saluto, secondo le attuali disposizioni, avverrà nei prossimi giorni in forma strettamente privata, mentre l'intera CISL trevigiana organizzerà per Maurizio un momento di ricordo non appena l'emergenza contagio sarà terminata. Come sempre, come ogni venerdì, adesso andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo per questo fine settimana. Alta pressione ancora dominante su tutte le nostre zone, perturbazioni che si mantengono lontane, anche se tendono anche per lunedì, proprio per il giornata di Pasquetta, a toccarci leggermente ma senza nessun effetto, quindi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso ma soprattutto sereno per sabato, sereno per domenica. Per lunedì dicevamo una maggior nuvolosità, stratificata, velatura, senza nessun effetto ma sarà veloce, in quanto poi l'alta pressione predominerà ancora e quindi garantirà quasi tutta la prossima settimana all'insegna del tempo stabile, quindi del cielo sereno. I venti sono molto deboli, le temperature ormai con massime ben oltre i 23-24 gradi, le minime 10-12 gradi. Naturalmente da lunedì avremo un momento di abbassamento delle temperature, soprattutto i valori minimi che scenderanno fino a 4-5 gradi, i valori massimi si fermeranno intorno ai 22-23 gradi comunque nella media. L'Alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto e auguri a tutti. Queste le previsioni del tempo, pochi secondi di pubblicità e dopo torneremo con le notizie dal Bellunese. E ora le notizie da Belluno con la cronaca. Un bimbo di 8 anni è stato investito a Orzes di Belluno da una Fiat 500 guidata da una ragazza che nulla ha potuto fare per evitarlo. Sembra che il piccolo sia uscito all'improvviso dalla proprietà della sua casa. La giovane automobilista bellunese di 31 anni se lo sia trovato improvvisamente davanti. L'incidente è accaduto alle 12:45. Dall'ospedale San Martino è arrivata l'ambulanza, sirene spiegate, dal Cadore l'elicottero del SUEM che ha provveduto a soccorrere il piccolo e a trasportarlo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in gravi condizioni. La prognosi è riservata per i rilievi di legge e per raccogliere le testimonianze sono intervenuti i carabinieri di Belluno. Il permesso per rimuovere l'auto, pensate, è arrivato soltanto alle 16:55. Pasqua, anche qui nel Bellunese sarà una Pasqua blindata in questi giorni, tantissimi gli appelli che sono arrivati da più parti per rimanere a casa, sono rivolti soprattutto ai proprietari di seconde case. Nel Bellunese anche qui le forze dell'ordine utilizzeranno i droni.
Ci sarà un controllo diciamo, per quanto riguarda le direttrici principali, quindi la SS51 ma anche la 48 a terra, quindi con posti di blocco. Ci sarà un controllo anche aereo tramite elicotteri e droni e un controllo targhe H24 per l'incrocio dei dati che saranno necessari eventualmente per fare eventuali sanzioni e anche denunce. Sarà una Pasqua blindata nella Regina delle Dolomiti e il sindaco lo ribadisce a chiare lettere con l'obiettivo di disincentivare soprattutto i proprietari di seconde case. Muoversi è ancora troppo pericoloso, oltre che vietato dai decreti di governo e regione. Cortina inoltre è tra le località del Veneto con il più alto tasso di contagio, complici con ogni probabilità le ultime domeniche consentite sugli sci. Il numero è rilevante perché siamo arrivati a 83 casi, che sono molti rispetto alla popolazione residente. Peraltro siamo in linea purtroppo con le maggiori località turistiche invernali anche vicine a noi, quelle del circuito del Dolomiti Subski, quindi la Val Gardena, la Val Badia, e quindi non bisogna abbassare assolutamente la guardia, bisogna mantenere stretti i controlli e soprattutto rispettare quelle che sono le regole di base. E per rispettare queste regole i controlli sono già in corso anche con il drone. I controlli vengono fatti anche capillarmente per quanto riguarda i condomini e le case che normalmente sono case affittate o di proprietà di cosiddetti secondi casisti, e quindi c'è un controllo veramente a pettine per evitare eventualmente spostamenti sulla nostra valle. Nel frattempo si guarda all'estate e si studia la ripresa che anche per il turismo sarà lenta e graduale. Noi insieme alla nostra Cortina Marketing stiamo già lavorando su vari scenari, quindi a differenza di quando si potrà aprire, quindi con uno scenario a giugno piuttosto che a luglio. E in tutto questo è logico che noi stiamo lavorando più su uno scenario che prevede un turismo di prossimità, quindi sul weekend, sulle seconde case, e un turismo più italiano che vogliamo assolutamente incentivare. Continua anche l'attività dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza per arginare le emergenze, quindi continuano anche i controlli. Dal 3 aprile sono entrate in azione 36 pattuglie nell'intero territorio provinciale, da sommare a 26 ulteriori pattuglie del soccorso alpino di Cortina d'Ampezzo e di Auronzo di Cadore presso i principali sentieri turistici di montagna delle Dolomiti Bellunesi. Nello stesso periodo sono stati effettuati oltre 410 controlli sia nei confronti di persone fisiche che di esercizi commerciali, 30 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti soggetti che si trovavano a passeggio soprattutto tra Comelico e Ampezzano, controllate anche 30 tra farmacie e parafarmacie su tutto il territorio. Nessuna sanzione in questo caso però è stata elevata. E controlli a tappeto anche della Questura di Belluno sugli spostamenti e sul rispetto della normativa anticontagio. I dati sono stati diffusi oggi durante la festa della Polizia. Lo squillo della tromba registrato in memoria delle vittime del virus, il clima raccolto, la presenza del prefetto, la consapevolezza del momento storico, 168 anni di attività ma nessuna festa per la Polizia di Stato, che però ha voluto esserci lo stesso e lanciare un messaggio di vicinanza al territorio, un senso delle istituzioni che va rinsaldato ai tempi dell'emergenza, il tutto nella sicurezza di tutti. L'abbiamo organizzata con una semplice deposizione di una corona di fiori, tra l'altro al monumento ai caduti, quello delle guerre che c'è di fronte tra la Questura e la Procura, perché è l'unico monumento che abbiamo individuato all'aperto dove la presenza di quelle 3-4 persone non potesse costituire un pericolo per nessuno. Ci sono poi i numeri di un anno di attività, 1899 le pattuglie sul territorio, oltre 11.000 le persone controllate, 201 le patenti ritirate, 92 le carte di circolazione, 253 in totale gli indagati. Importanti i dati sul fronte del rispetto delle nuove norme anti-coronavirus. In poche settimane 1.414 soggetti sottoposti a verifica, 33 i sanzionati, oltre 2.400 le attività commerciali visitate. Sì, dall'inizio della fase critica dell'epidemia il capo della polizia ha invitato tutti noi ad essere sicuramente rigorosi nell'applicazione delle norme, ma anche molto umani, quindi vicini alle persone per riuscire a capire i loro bisogni e le loro esigenze, che ovviamente aumentano in un momento di difficoltà.
quindi in questo momento noi cerchiamo di essere veramente vicini alle persone. Eccoci qui adesso nella parte finale del nostro notiziario, la parte dedicata ai vostri disegni, ai vostri messaggi con l'Andrà Tutto Bene. Allora con le vostre immagini noi vi salutiamo, previsione del tempo ora dopo l'ultima parte dell'edizione straordinaria. A tra poco. Bentrovati al meteo. Vigilia di Pasqua ancora in compagnia dell'alta pressione, bel tempo e clima sempre più mite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 11 aprile. Sul Veneto situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, vedete avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime piuttosto calde, oscillanti invece tra i 21 e i 25 gradi. Situazione tutto sommato simile anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna di un bel sole. Temperature minime fino a 15 gradi, massime invece sui 23-25. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, non cambia di molto, bel tempo con cielo al massimo velato, specie sui confini alpini. Temperature minime fino a 10 gradi, massime sui 25-26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.